Nuovo esploit degli atleti della Nuoro Fight Academy nel campo del Brazilian Jiu-Jitsu. Il giovane Alessio Salis ha vinto la medaglia d'oro nella Monferrato Cup che si è disputata nel fine settimana a Casale Monferrato. L'atleta nuorese, 11 anni, ha conquistato il primo posto nella categoria 44-48 kg. Un successo che è da considerarsi eccezionale perché Alessio Salis, che pesa 36 kg, ha combattuto con atleti di due categorie superiori. La differenza di peso non gli ha impedito di far valere le sue notevoli doti tecniche che ne hanno fatto nel giro di poco tempo uno degli atleti più promettenti a livello nazionale, in considerazione anche della giovanissima età. L'atleta nuorese, allenato dai tecnici Luca Matu e Matteo Brodu, ha superato i quarti di finale ai punti, le semifinali per finalizzazione e la finalissima ai punti, il tutto lasciando a zero gli avversari. Ma questa non è una novità perché nelle 3 gare vinte nel 2016 Alessio Salis si è imposto sempre senza lasciare alcun punto agli avversari di turno, al Torino Challenger, ai campionati italiani di Parma e al Firenze Challenger, conclusi con altrettante medaglie d'oro. Risultati che confermano il talento di Alessio Salis e le sue grandi potenzialità in uno sport come il Brazilian Jiu-Jitsu in espansione. La Fight Nuoro Academy si conferma una fucina di talenti, con tanti atleti che in questi mesi sono riusciti a primeggiare nelle diverse competizioni in Italia e in Europa.